Sì, stiamo intraprendendo una strada che penso sia quella giusta sotto il profilo delle prestazioni, per quanto riguarda i risultati no, però le prestazioni sono buone, già da quella contro il Cottini siamo stati sfortunati, abbiamo preso un palo, un salvataggio sulla riga, qui anche un salvataggio sulla riga, penso che ultimamente ci dice male tra infortuni, episodi, pali e quant'altro, non sta girando bene, speriamo che comunque sia prima o poi la sorte ci guardi anche a noi, ci metta la mano in testa e ci conduca verso dei piazzamenti che magari siano più soddisfacenti per questa squadra, per questi ragazzi, per il cuore che ci hanno messo oggi, ragazzi, l'avete visto, tecnica in abbondanza, il terzo gol di Paruzza meraviglioso, penso che se ne vedono pochi su questi campi di gol del genere. Eh, spero appunto che il campionato ci regali qualche cosa più perché i ragazzi se lo meritano, abbiamo fatto delle ottime gare sotto il livello della prestazione. Ci tenevo a ringraziare lo sponsor, il ristorante Pizzeria La Rosa Rossa, che ci sta dando una mano in questo campionato e niente, speriamo dalla prossima in Coppa Italia di riprenderci quello che abbiamo lasciato sul campo del Cottini. Allora, guarda, la coppia Palombi-Mastrosanti penso che sia una delle più assortite del torneo perché hanno tutto, potenza, classe, eleganza nei movimenti, poi si intendono bene tra di loro, c'è un bel feeling. Mi ricorda molto la coppia dei tempi d'oro della Sampdoria, Vialli Mancini. Sono dei giocatori che si completano tra di loro e caratterialmente anche vanno molto bene. Mi state dicendo che nelle giovanili faceva il mediano, è una scoperta per me. Ne prendo, sì, un suggerimento, ne prendo atto quando magari si mancherà qualcuno in mezzo al campo, so chi metterci, anche se il centravanti poi bisognerebbe trovarlo più forte di lui, è difficile. Grazie a Fabio Catrini, Grazie a alla voi prossima. ragazzi.